Siamo arrivati a Tiene. Seguiteci, venite. Siamo riusciti a sederci. Venite a mangiare qui. Ciao. Sei sempre alla ricerca? Sì, siamo arrivati a Tiene. Come potete vedere, questo è il campanile di Tiene e lì c'è il centro. Quindi adesso vedrete che piano piano ci accingeremo ad arrivare al centro. Seguiteci, venite. Seguiamo. Vi portiamo dentro i paesi noi. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you make your money, Amici followers e amiche, esatto, siamo arrivati al centro di Tiene. Bellissima giornata di sole. Purtroppo diciamo di no. Il mio socio sta facendo un camouflage, cioè sta mettendo gli occhiali da sole per dire c'è il sole, invece piovigina. Bello questo posticino. Sì, carina, una piazzetta intima. Adesso farò un attimo due ripresette, Sì. ripresine. E lì ci sono due ragazze. Ah no, sono nostre mogli. Vabbè, scusate. Adesso vi faremo vedere un po', no? La piazza di Tiene, piccola cittadina ma molto coccola. they tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I'm somewhere lost in the middle over it all, fed up just a little, tired of watching everyone else figure it out. Romanticized in 2005 instead of my current life. Maybe I'm bitter, pop was still kinda rock, TikTok was just a clock. Now I never wanna get out of my bed, got my worries paying rent, comparing everything in my head. Leave all my friends away, cause I got nothing left, not gone, but I'm not here, I guess. I'm somewhere lost in the middle over it all, fed up just a little, tired of watching everyone else figure it out. It feels like I'm late to the party, like the whole world is dancing without me, running circles into myself. Oh, I'm too young to feel this stuff. Clarity, someone to relate to me, with all of this pressure, distractions or recipes for keeping my sanity, trying to be better, get out of my bed, got my worries being big, comparing everything in my head. Ed eccoci amici followers che da Tiene ci stiamo recando al Kubek, a Rifugio Kubek, a mangiare.
po' di tempo insulso, un po' di pioggia, ma va bene dai, ci stiamo recando, abbiamo appena fatto una decina di tornanti, infatti stiamo tornando al Kublek, quindi andiamo. Questa è Roana, vedete località, ecco finita Roana, che località piccolissima, bello però, la montagna ha sempre il suo fascino, peccato la pioggia, peccato perché potremmo, adesso vi presento il mio socio che sta guidando, eccolo qua, vedete che non distoglie lo sguardo dalla strada perché è assai pericoloso, e quindi adesso stiamo andando su. Guardate amici dove vi stiamo portando, in mezzo ai boschi, è un po' una strada dissestata, la neve, vedete, stiamo andando in mezzo alla neve, ci sono i caprioli, i cinghiali, le vacche, le buche, gli scuiattoli. Bella. Era una vita, no socio, che non venivamo in montagna. Eccoci qua, stiamo arrivando e potete vedere in fondo il panorama, vedete che spettacolo, come si vedono giù le case. Ed ecco, signori e signori, ladies and gentlemen, una casa. Cosa sarà questa casa? Oh, perché questa casa, a 300 metri siamo arrivati a destinazione, però questa è la Malga Zovetto, non è questa, perché noi adesso dobbiamo forse o girare dall'altra parte, oppure perché questa non è, oppure la strada ci porterà più avanti, è molto stretta, ci sono molte macchine e dietro, signore e signori, il Kublek, eccoli qua, siamo arrivati. Trovare il posto più che altro. Io direi che ti puoi mettere anche da qualche parte. Guarda, a sinistra la gente è andato via. Eccolo qua, questo è il Kublek, vedete la gente che attende? Che attende per mangiare? Siamo arrivati, sai? Most girls are smart and strong and beautiful. Most girls work hard, go far, we are unstoppable. Most girls are fighting, make every day. Allora, Siamo riusciti a sederci, vedete l'ora, le 2:57 e adesso mangiamo. I wanna be like, I wanna be like, I wanna be like, I wanna be like. Non salgo la voce, Riccardo paga! Every day searching, keep the beats turning, sleeping in late 'cause we just celebrating life. You know some days you feel so good in your own skin, but it's okay if you wanna change the body that you came in, 'cause you look greatest when you feel like a damn queen. We're all just playing a game in a way, trying to win that life. Most girls are smart and strong and beautiful. Most girls work hard, go far, we are unstoppable. Most girls are fighting back every day. No two are the same. I wanna be like, I wanna be like. Amici follower, ciao amici, ma soprattutto Amici. amici e follower, sempre nei nostri pensieri. abbiamo finito di mangiare. Sì, abbiamo finito, sono le 5 e abbiamo mangiato molto bene, che sapevamo Grazie. tutto. Tanta roba, non abbiamo portato via roba, assolutamente.
perché non abbiamo portato via roba, quindi assolutamente abbiamo mangiato tutto. Camerieri E gentilissimo, abbiamo lasciato una lauda mancia perché abbiamo speso circa su 500 euro 50 e abbiamo, a testa. e abbiamo speso 50 euro a testa di mangia. Abbiamo lasciato 50 euro. Voto in generale 10. 10 con tutto, servizio, Bellissimo locale, menù, tutto, veramente 10. Quindi un consiglio, se volete mangiare bene, il dietro da visita, a Rifugio Uglek. Ok? Naturalmente noi non facciamo da sponsor, ma No. mettiamo sempre i bigliettini dove si mangia bene, quindi diamo- chi ci sì, segue, se vuole venire ad accertare quello che abbiamo detto, viene ad accertarsi. Vieni qua, Volete mangiare assaggia. bene, siete in giro in queste zone di Asiago, venite a mangiare qui. Buona, alla prossima. Ciao belli, Ciao. ciao.